Ciao Ciro. Ciao Ciro. Ma oggi visto pure Angioletto, oggi niente scuola, Ciro, niente scuola, lo sai. No, io perché certi cose non scuola. Eh. Hai saputo Lucia? Sì, Ciro, ho saputo. Me lo stava raccontando Carmela prima che tu arrivavi. Poi Ciro, se hai bisogno di qualsiasi cosa, sai che puoi contare su di me. Sì, non ho guardato. Ma sono cose che dobbiamo spiegarci noi in famiglia. Ma Laura, di tutta questa situazione non sa niente. Ora è partita, andate a me. E non si è fatta più niente. È una buona cosa. È strano, non è da lei comportarsi così. È troppo strano, è troppo strano, è troppo strano. Ah sì, ma chi l'ha fatto sti capelli? Ah, è un parrucchiere nuovo, uno moderno, bravissimo e migliore. E quanto pagato? Visto come da combinato? Sì, lo so, è la nuova moda questa. Che cosa? Anzi, come fanno la zomba? È un nuovo taglio, lo so. Anzi, le zomba sono molti che camminano. Uè, ma fa nuova, tu mica cammini. Ma che ne capisci tu? Ma guarda Raffaella Catania, va. Tocchi. Scusate, si è fatto tardi, devo tornare a casa. No, Lucia. No, guarda in casa. No. Ormai sta qua, devi mangiare con noi. E poi guarda, sto preparando uno spezzatino che è patana, che è una bellezza, però. Allora, a dice la verità, ci stanno pronto solo il patana. Spezzatino a Maveretti, tu dici graziate Lucarello, se sa Perché tu hai ricorda. mandato la Lucarella alla macelleria. Stasera non si mangia. Ah, beh, non ti preoccupare. Stasera non si mangia. Vabbè, non ti preoccupare, devi rimanere qui, non accetto un no. Va bene, però prima dovrei fare una telefonata a casa, così avviso i miei genitori. Ah, fa tutte le telefonate che Va. Andiamo, andiamo di là così telefono. Sì, andiamo. A dopo. Sì. Aspetta, ma pigli la seccia, mi metto in capo, pigli lo faccio lento, ma è che hanno appreso a te. E sembra la stessa storia, mamma mia bella. Tutti i giorni. E poi fa venire all'aiutanza di Sai che chiaro? Sta io là. Gira. Ma che vuoi? Ciao Carmela. Ciao. Che vuoi? Che vuoi? Sono venuto perché sto facendo il giro della posta. Ah sì? E a dove sta sta posta? L'ho lasciata fuori perché mi pensavo non ci stavano nessuno. Allora valla a pigliare, va, sbrigati. Ehi! Valla a pigliare, però quando esci fuori, prima bussa, che devo aprire io. E che cosa fa se sto già da su? Appunto, prima esci, bussa, che poi apro io, vai. Aspetta, Piglia la posta. Ho bussato, l'hai sentito? L'ho sentito, un momento. Avanti. Sono qua. Ciao, Carmela. Talmente mi va bene che quando mi viene non capisci niente. Come no? Eccola qua. Ci sta una lettera che hanno detto a te. E per chi? È per Ciruzzo! Ah sì, e chi la manda questa lettera? Chiamato, tu vuoi sapere troppi cose. Non lo posso dire a me. Pure se ti voglio bene, non lo posso dire. Ah, ma che molto si mi pure a fare ruffiare a mio nipote. Ma quale ruffiare? Innanzitutto è un segreto professionale e quello non lo posso Ma perché? Si rubrete? Prego. Perché c'è il coprete? Poi ti chiesto questa lettera. Ha detto che è piccino, questa è la lettera che ha fatto un sacco di chilometri. Viene all'America, guarda. Poi aspetta che te lo vado a chiamare. Vabbè, sta qua. Ehi, buongiorno Gino. La lettera. Eccomi qua, Lucariello amatissimo e sempre pronto per voi. C'è dove sta la lettera qua? Ci sta la lettera per te. Guarda quanto è bello.
Guardatela quanto è bene! Sapessi quando a strada fate, salete! Chi la manda questa lettera? E come chi la manda? E come chi la manda? La vostra innamoratissima Laura che sa viene dall'America quando ha salvato. Là, ci guarda Ducati, finalmente maschizza. È vero, buongiorno. Va. Ci capite, eh? Leggite, buongiorno. Guarda, No? guarda. Guarda, al sito che puoi andare, Ah, grazie. CT, buongiorno, no? Grazie. La mano. Siccome dove tu stai passando l'autorino, Io? una visita in te, che non fa male. Secondo me vi state sbagliando, non ci... Per caso, Casa? pure voi avete passato qualche posto, per caso fosse la banca, avete passato? Oh, scusa, Ducati. Vabbè, scusa. E io facetti cose. Però non volete scordare, non ci... 5, dai. Wow, bella 5 me la sono meritata, se... Va. Arrivederci, non c'è sempre un piacere farvi i favori, 5 A me. Laura amico. A me, maschito. Ciao Ciro, mi auguro che state tutti bene, sia tu che la tua famiglia. In questi 2 anni è cambiato tutto per me. Non credo che tornerò più a Napoli. Mia mamma si è ripresa, ma io ho intenzione di rimanere lo stesso vicino ai miei genitori. E poi ho trovato anche un lavoro. Sto cercando di ricominciare tutto da capo. E voglio rifare una nuova vita. E in questa nuova vita so che tu non potrai seguirmi. Ti auguro tutto il bene del mondo. Ciro, questo non è un arrivederci, ma è un addio. Non è mandata. L'ho provato. Non mi dice la vita. È brava Laura. È brava Laura. Che c'è per caso sta? Che c'è? Che scemo io. A giorno come a quasi. È cattivo. E ma le differenza tu passava. Che scemo così. Se ti ho perduta. La colpa non è stata tu, la colpa mia. Che non ti vedevo l'ideale a sposarmi, che scemo poi a dove niente pezzo te lo cacciari tu, se l'immagine che non mi faccio campare, se che pugna non ce la faccio avere così, non so mai tornare. Ripete su me, accidenti lontani. Non te la sei ritrovata, non mi vai fatto niente, voglio morire per te. Sto campando sulle ricordi, ricordo sei tu. Oggi sono duro, però non mi pensavo che Laura mi lasciava così. Come l'ha mandata a fare? Non mi dice la guarda. E lo so, mi dispiace proprio perché era brava a giuro. Ma che? Non mi credo. Chi ha da bussare? Allora ci sono duro, ma vedremo chi era un po',